Chi non tiene coraggio in da vita non suona, o posso perdere. Lo Scugnizzo e la vecchia signora, ieri Scampia, domani la Real Casa, nel mezzo due città di mare, Genova e Pescara. Rolando Mandragora è un diciottenne che ragiona da saggio, la vita lo ha allenato a crescere in fretta. Il successo non perde tempo, la favola calcistica iniziò presto. Sono partito all'Aci Ponticelli, una società dove sono cresciuto per all'incirca 7-8 anni, poi quando mi sono trasferito a Scampia sono andato alla Mariano Keller, che è una fucina di talenti, e l'ultimo giorno, quasi uno degli ultimi giorni, gli ultimi mesi del 14° anno, sono andato in prova al Genoa, che dopo il primo provino ha subito creduto in me e mi ha portato su a Genova. Genova per lui non è un'idea come un'altra. Voglio ringraziare il Genoa che ha creduto in me sin dal primo giorno e che mi ha fatto esordire nel calcio che conta. Poi i miei ricordi a Genova fortunatamente sono tutti belli. Sono arrivato a 14 anni per una mia scelta di vita, per maturare prima, per crescere prima innanzitutto come uomo e poi come calciatore. E niente, mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno, perché è una città bella, una città di mare, e quindi a tratti mi ricordava anche Napoli. Nato a Volla, trapiantato a Scampia, un vento di speranza soffia sulle vele. Ingiusto e stupido generalizzare, regista dai piedi buoni Mandragora, paladino del bel gioco. Io cerco sempre di dare il massimo, di lottare per la mia squadra soprattutto, e per l'allenatore che fa le scelte e che decide di mandarmi in campo. 18 gennaio 2016, data scolpita nell'agenda del cuore, visite mediche e contratto bianconero. Sì, per me è stato un giorno, penso, indimenticabile. A pensarci quasi mi emoziono, perché penso è un nuovo punto di partenza, ma è comunque il coronamento di un sogno, quindi è una cosa importantissima. Per quanto riguarda le parole che ci siamo detti, mi hanno dato tutti un benvenuto caloroso e cerco di poter stare con loro quanto prima. La Juve ha investito tanto su di lui, 6 milioni subito ed altri 6 di bonus al Genoa se Rolando confermerà la sua classe, un macigno che non pesa su un predestinato. Non penso assolutamente che sia un peso. Io cerco di dare, come ho detto prima, il massimo in campo, e cerco di non far rimpiangere i soldi che la Juve ha speso per me. I sogni, come gli esami, non finiscono mai. Dopo la Juve e la nazionale? Quella è una maglia importantissima e spero di raggiungerla quanto prima, anche se penso che sia un sogno molto lontano, ma immaginare solo di poter giocare con dei grandi campioni come Buffon, Verratti, magari Pirlo, rimane solo un grande sogno. Il destino fa fuoco con la legna che c'è. E allora sì.